benvenuti in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Questa sera siamo a Solighetto, siamo in compagnia del presidente dell'associazione Amici per Solighetto, Christian Gai. Ben ritrovato Christian, è davvero un piacere rivederti. Ciao Luigi. Dal 25 novembre al 9 dicembre questa grandissima festa ritorna in piazza e poi mi dirai che quest'anno avete fatto anche un po' uno sforzo sovraumano per abbellire questa piazza. Ciao Luigi, è sempre un piacere ritrovarci qui nella nostra sagra, ti ospito volentieri come ogni anno. Ti riferire allo sforzo sovrumano, in realtà lo facciamo ogni anno perché da sempre noi nella nostra sagra, una volta allestito il tendone, portiamo dentro la fontana per renderlo più bello. È un grande sforzo enorme. Siamo in tanti volontari fortunatamente. Scherzi a parte Christian, noi intanto ti ringraziamo per averci invitato. Questa sagra è davvero enorme come sforzo ma anche come varietà di piatti. Quali sono? Allora, abbiamo sempre puntato sulla varietà dei nostri piatti, della nostra offerta. Possiamo variare anche a livello tra virgolette internazionale, come questa sera che avremo la paella. È un surplus come le altre serate che faremo a tema, tipo la serata del pesce, tipo lo Spiedo Nobile di Solighetto l'8 dicembre che l'abbiamo lanciato l'anno scorso e ha avuto un gran successo. Per il resto la nostra tradizione ci impone le trippe, ci impone i fagioli, ci impone le erbe cotte col musette, ci impone la grigliata mista e via dicendo con tutti i piatti della tradizione. Anche quest'anno la festa dell'Immacolata di Sant'Andrea si è realizzata. Dobbiamo dire che è stato un susseguirsi tra Parmisano e poi Solighetto di eventi bellissimi e magnifici. Gli Amici per Solighetto sono sempre pronti, hanno un volontariato incredibile, disponibili, bravissimi e in gamba. Quindi non possiamo che esserne orgogliosi di tutto ciò. E naturalmente non poteva mancare il ringraziamento ai numerosissimi giovani che si sono avvicinati a questa associazione per darvi una mano. Sì, il ringraziamento è dovuto, mi fa piacere perché vengono, si divertono e sono un valore aggiunto per noi. Pieve di Soligo anche quest'anno abbiamo riorganizzato insieme Proloco di Pieve piuttosto che Coriello Ando e altre associazioni il Natale di Pieve, quindi pista da ghiaccio, casette, track food, il Babbo Natale, l'Epifania, il concorso di Natale per i ragazzini, i bambini, quindi un sacco di eventi da venire a provare e da vedere ogni weekend. Mi fa piacere avervi tutti qua perché comunque la sagra di Solighetto è territorio, tradizione, comunità e cultura. Siamo ai piedi delle colline di fresca nomina UNESCO, ricordiamolo, che fanno da cornice a questo splendido paesetto e a questa sagra meravigliosa. Cristian, noi ci uniamo al tuo invito, invitiamo tutti i telespettatori 7, 8, 9 dicembre 2023 a venire qui a Solighetto e adesso noi andiamo a gustarci questa fantastica e strepitosa paella fatta anche mi dicevi, da campione del mondo. Quindi grazie a tutti, Cristian e il suo staff vi aspettano per l'ultimo weekend. E buona serata.